amici di Televignole, siamo ancora qui nella rivendita di Marco Bertoldi e Dora Facchini a Riva e rispondiamo subito ad alcune critiche. Dicono che noi abbiamo copiato da Fiorello e dalla sua idea dell'edicola. In effetti è Fiorello che ha copiato da noi, perché queste cose le facevamo nel 75 con Radio Canale 64 a Rio del Gallo. Fatta questa precisazione, eccoci qua con Peppino che oggi ci parlerà, invece che dei quotidiani nazionali, del gossip e delle maggiori riviste italiane. Cominciamo Segreto. Ritorno nudissimo di Elisabetta Canalis. Ah. Poi c'è Cecilia Rodriguez, sfida con Belen, la sorella, che fa il calendario 2013. E quindi anticipazioni su questo calendario. Sì. Ecco. Chiaramente molto vestite, come vedete, insomma. Poi abbiamo gente che c'è Belen con Stefano in Argentina dalla mamma. Ancora Belen? Sì. A casa per il sì. E intanto i ladri svaligiano l'appartamento di Milano. Poi parlano di Napoli, dai. Ma che terrore sicuro. E arriviamo a Sorrisi, Vero TV, Vero TV. Allora, che c'è la De Filippi. Sì. La De Filippi fa pace con Belen, sarà la madrina di suo figlio, Belen. addirittura, sempre di Belen. Il padrino? Il padrino è Maurizio Costanzo. Padrino. Sì, vabbè, comunque sempre Belen. Ok, poi Grand Hotel per cambiare ancora sempre Belen, cavolo, sempre Belen. Belen e i ladri l'hanno rubata tutto. Le hanno rubato tutto. E c'è Balotelli e Raffaela Tiquerelo. Balotelli nervoso. Sa come un pazzo Balotelli. E difatti ha menato a Mancini. Ecco, a Mancini Balo finisce le mani. Okay. Come mai? Cosa è successo? Allora. O Super V, non so. No, Mancini Balo finisce le mani. Larissa con Mancini. Ma perché? È nervoso? Non lo so come è andato a finire. Ma sì, lui ha fatto un tackle. In allenamento del Sili, Mancini striglia Balotelli. Entrano duro sul compagno. La discussione degenera, i due vengono a contatto e alle mani. Questo qua deve darsi una regolata. Poi c'è stata l'amichevole del Milan con con Patria. E hanno sospeso la partita perché insultavano i cori razzisti. Cioè tutte belle notizie anche dal mondo sportivo. Finalmente non parliamo sempre di Belen. Ecco, benissimo. Ecco qua. Peppino, grazie. Grazie a voi, un bacio da Marco da Baccheria Bertoldi. Ciao.